Cari amici, siamo alla pagina sportiva. Roma-Inter, due grandi in crisi di identità. La parola d'ordine è svoltare o dirsi addio. La Roma tra il Chievo e la Champions con il Porto. L'Inter deve tornare a vincere in Italia e in Europa. Stasera la Roma a Verona contro il Chievo, domani l'Inter a Parma. Un antipasto prima delle sfide europee con il Porto, martedì in Champions per la squadra di Di Francesco e giovedì con il Rapid Vienna in Europa League per la formazione di Spalletti. I due si sono incrociati in campionato all'Olimpico il 2 dicembre scorso, finì 2-2 con doppia rimonta dei giallorossi in versione baby e i rapporti di forza sembravano delineati. Intanto una Lazio brutta e stanca ieri all'Olimpico ha battuto l'Empoli per 1-0, gol decisivo di Caicedo su rigore, regalando così il momentaneo quarto posto in classifica alla formazione biancoceleste. Con lo sport chiudiamo la nostra edizione delle news, grazie a tutti per la cortese attenzione. La linea che passa adesso al meteo, da Renato Scanu la più cordiale. Buona giornata!